Vince ancora il Certosa di Russo e lo fa con lo stesso risultato della prima giornata, 1-0 questa volta. Non firma passiatore, la sigla è di Muzzi al 13° della ripresa. Il Ferentino, che colleziona la seconda sconfitta stagionale, punteggio pieno invece per i neroverdi. Parte bene la squadra di casa, Muzzi serve De Dominicis sull'alto mancino, sfida il difensore, si sposta il pallone sul destro, carica la conclusione, traversa piena. 5 minuti dopo ancora il Certosa, Muzzi mette dentro per Ferri che stacca bene ma colpisce male. Al 20° arriva il primo dei 2 gol annullati per la formazione di Battistelli, mette dentro Valentino, Sartorio tocca il pallone quanto basta ma per il guardalinee fuori gioco. Al 40°, eccolo il secondo gol annullato del Ferentino, cross di Roberto Galeazzi, tocca Ciocchetti, Valentino poi carica troppo sul portiere, anche questo gol viene annullato. Ancora Valentino su calcio d'angolo, pesca Amici che di tacco trova. L'intervento del difensore del Certosa, l'ultima chance del primo tempo è per Ferri, duetta con Muzzi, la sua rasoiata termina di pochissimo fuori. Nella ripresa arriva un altro gol annullato, questa volta del Certosa, cross di Dovidio, Di Mario appena entrato di testa fa gol, anche questa rete non viene convalidata. Al 13°, Dovidio lancia Pompili, mette dentro per Muzzi che con il collo destro sblocca il match, primo centro stagionale per il Bomber di Russo. Un minuto dopo il Ferentino ha la chance per pareggiarla subito con Capogna che si divora questo gol. Occasione sprecata per il classe 2005. Ancora Ferentino. Amici, ruba palla a Donadio, il pallone poi finisce a Goncedo, l'ex juventino colpisce in pieno Marini dall'altra parte, la chance per chiuderla, Angelini controlla, troppa frettolosa, la sua conclusione tra le braccia di vicini, l'ultima chance è per Roberto Galeazzi, il suo tiro cross finisce di pochissimo alto, termina il match.